Quella cuciniamo insieme ad Andrea, peperoni ammodicati. Curiosi? E allora, a un in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento una ricetta semplice, 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 ma come sempre molto, ma molto gustosa, che si può perfettamente mangiare sia calda che tutto sommato a temperatura ambiente, quindi si presta perfettamente a queste giornate calde e afose. Sto parlando dei peperoni, quindi un prodotto di stagione che andremo appunto ad ammodicare, a lavorare appunto con la mollica, quindi da lì il nome ammodicati. Saranno lavorati, come vi dicevo appunto, con una mollica di pane fresco, sia la parte esterna che poi una piccola farcitura, e la farcitura ovviamente l'andrò a personalizzare e a dare quei sentori, diciamo pure così, molto ma molto meridionali. È una ricetta veramente molto semplice e di facilissima esecuzione, per cui gli ingredienti, come in ogni mia ricetta, li troverete giù scritti in descrizione. Fatta questa piccola presentazione, che in effetti quindi non ci resta altro che tuffarci all'interno di questa straordinaria e semplicissima, ma più che altro buonissima ricetta. Andremo soltanto a profumare con un po' di, così messo così, sparso, menta, spicchietti d'aglio, timo, forno per riscaldato, 200 gradi e fino a totale cottura. I nostri peperoni stanno cuocendo, mi raccomando, abbiate cura di girarli in maniera costante, quindi ogni 2, 3, 4 minuti fate un giro su se stesso. Completate la cottura dei peperoni e poi vi faccio vedere un sistema per spellarli senza diventare matti. Tempo che cuociono i peperoni, andremo a fare quello che è la muddecata. Ci occorreranno un po' di profumi e sentori, come vi dicevo, molto ma molto sicuri, e inizio subito col tagliarmi piccola piccola una cipolla e la faccio stufare leggermente. Fare un trito di capperi, mi raccomando i capperi quelli dissalati, non usate i capperi sott'aceto, un paio di filetti di acciughe, 2, 3 pomodori secchi, vanno bene anche quelli sott'olio, io ho quelli così sono già morbidi, foglie di menta e un po' di timo. Con un coltello dobbiamo fare proprio un trito. Ok, una volta che abbiamo fatto questo trito, abbiamo fatto il nostro trito. Volendo si potrebbe anche frullare, però a me sinceramente piace sentire un po' le consistenze, quindi una cosa che poi viene totalmente naturata da quello che è la sua texture, dicono quelli più bravi, insomma, chi che è la sua natura, la sua consistenza. Personalmente a gusto mio non piace, però se vi piace l'idea di poterla frullare, nulla toglie di inserire questi elementi all'interno di un frullatore e ricavarne una poltiglia. Fatto questo, la bowl e comincio a trasferire il nostro battuto, chiamiamolo pure così, all'interno di una bowl. La cipolla sta andando, ancora un minutino ed è pronta, e io nel frattempo una sistemata perché è veramente indecente. Come si dice in Palermo, me va a farsi i bizi. Andiamo ad inserire la mollica di pane fresco. La scorza grattugiata di un limone non trattato, ovviamente mi raccomando limoni sempre non trattati quando usate la scorza. La cipolla è pronta e con tutto il solietto le andiamo a mettere giù, in questo modo. E mescoliamo dall'inizio. Io adesso sto facendo intiepidire il tutto e poi vado ad inserire una manciata di pecorino siciliano grattugiato. Se non avete il pecorino siciliano, usate il pecorino del vostro paese, sarà buono comunque. Toscano, sardo, romano. Io sono in Sicilia e uso il siciliano. E diamo una bella mescolata. Se l'avessi inserito durante la prima fase che avevo l'olio ancora caldo, avremmo ottenuto qualcosa di filante tipo mozzarella, e non è quello che noi andiamo a cercare. Un po' di pepe e un pizzico, ma proprio pizzico di sale, perché comunque i capperi è vero che sono dissalati, ma ci sono pure le acciughe, il pomodoro secco già ha preso un sapore consistente. La mollica di pane fresco è comunque mollica di pane che già viene salata di suo, quindi col sale veramente molto ma molto parsimoniosi, basta un pizzico. Dovete ottenere una consistenza non eccessivamente umida ma neanche troppo asciutta, perché comunque quando poi andremo a farcire i nostri filetti di peperone, comunque il peperone è umido di suo e continuerà a rilasciare un po' di umidità e quindi andrà ad irrorare la farcitura.
però manco può essere troppo asciutta, se no la testa in gola e abbiamo altri problemi per deglutire. Come diciamo un po' non resa nei cannaruozza, poi è un problema. Perfetto. Umidità perfetta, vado a controllare i peperoni così terminiamo il tutto. I peperoni vogliono ancora qualche minuto e io mi faccio la panatura esterna, sempre mollica di pane fresco, molto molto semplice. E dell'origano. Io ho dell'origano secco, se avete l'origano fresco è ancora meglio, ma quello secco è eccezionale ugualmente, l'importante è che è siciliano. Lo vado a sbriciolare, un po' di pecorino siciliano all'interno e sempre, anche se usiamo la stessa marisa, non cambia nulla, mescoliamo e amalgamiamo il tutto. Tutte le basi pronte, dobbiamo soltanto attendere qualche minuto che i nostri peperoni finiscano di cuocere e vi faccio vedere il trucchetto per spellarli senza diventare matti. Ok, l'ultimissima cosa che ci andremo a fare è quella di prendere una fetta di caciocavallo semistagionato o fresco, non prendete quello stagionato perché poi diventa veramente molto forte questa ricetta, ha un sapore poi veramente intenso. Poi se vi piace quello stagionato, prendete lo stagionato. Il fresco e il semistagionato hanno sì una certa sapidità, ma molto inferiore rispetto allo stagionato, a parte che, per esempio, quello fresco comunque sia in cottura tenderà anche un po' a filare ed è anche dal punto di vista estetico può essere gradevole. Vi dicevo, lo andate a tagliare a fettine e lo cubettate, questo servirà a definire la farcitura. La farcitura, ovviamente, quella che vi ho fatto vedere io, è un'idea di massima e vi posso, come sempre, garantire che è molto buona. Però la potete tutto sommato anche personalizzare. Quindi non volete mettere il caciocavallo, volete mettere una provola affumicata, volete mettere una mozzarella, nulla toglie che avete magari dalle vostre parti dei formaggi che ritenete che siano più consoni a questa preparazione o quantomeno ai vostri gusti, perché no? Usatelo. Potete inserire del pomodorino tagliato a cubetti, delle zucchinette tagliate piccoline, magari precedentemente saltate in padella, proprio sapete quei 2-3 minuti giusto per dorarle. Insomma, veramente vi potete sbizzarrire come più vi piace in base ai vostri gusti. Vi sto soltanto lanciando un'idea, fermo restando che se provate proprio fedelmente questa ricetta ne resterete sicuramente innamorati. Adesso i nostri peperoni sono cotti, vi svelo come spellarli senza diventare matti. Ed eccoli qua, bellissimi, vedete ancora veramente molto caldi. Allora, il sistema è quello di cercare di farli raffreddare all'interno di un involucro. L'involucro, io sto usando dei sacchetti adatti, perché sono i sacchetti quelli del sottovuoto che vanno in cottura e quindi sono adatti a tenere le alte temperature senza che rilascino ovviamente sostanze tossiche, quantomeno le famose e terribili microplastiche. Ma se non avete i sacchetti del sottovuoto, che veramente ormai si trovano dappertutto, potete tranquillamente usare la stessa carta forno, li avvolgete su loro stessi, magari li fate intiepidire un attimino perché sono veramente molto caldi, e poi li ricoprite con carta stagnola. Li fate raffreddare così belli coperti e il vapore stesso che si forma all'interno di questa, chiamiamola pure camera d'aria, farà sì che la pelle poi si toglierà con una facilità estrema e adesso ve lo dimostro. Io comunque uso i sacchetti del sottovuoto. Li inserisco all'interno, ancora sono veramente caldi, infatti li chiudo così semplicemente, non devono essere ermetici, l'importante è che non fuoriesce il calore, li poggio e li faccio raffreddare. Li abbiamo fatti raffreddare o quantomeno intiepidire, ed è più che sufficiente, adesso li estraiamo dal sacchetto, in questo modo. Vedete, già è quasi tolta da sola, solo il vapore stesso all'interno già ha fatto quasi tutto il lavoro. Con molta semplicità andiamo a sfilare. Vedete? Proprio facile, così non diventate matti. Fatto questo, li giriamo, andiamo a togliere i semini che ci sono all'interno e poi li tamponiamo. Li possiamo cominciare a farcire e a panare, però come vi dico sempre, girate da questa parte così vedete tutto bene da vicino. La prima cosa che andremo a fare è quella di panarli ancora senza farcitura, quindi daremo una prima panatura senza la farcitura. La nostra mollica di pane fresco aromatizzata, così una panatura leggera, in questo momento non ci interessa altro. E poi lo andiamo a riporre di nuovo dove era prima e lo andremo a farcire. Prendiamo un pizzico di sale, un po' di sale, un cucchiaio della nostra farcitura, il caciocavallo tagliato a cubetti e facciamo proprio un classico rotolino. Lo andiamo ad arrotolare su se stesso.
una piccola pressione e giù di nuovo con un'altra panatura, stavolta soltanto l'esterno. Una pirofila da forno leggermente inumidita con un filo d'olio e li andiamo a disporre all'interno di essa. Messe in teglia e ricoperte con tutto il pangrattato, adesso definiamo ancora un po' di pecorino grattugiato sopra. Abbiamo messo su il pecorino grattugiato, adesso proprio un filo d'olio. Forno preriscaldato 180 gradi, facciamo soltanto gratinare perché praticamente già è tutto più che cotto. Ed eccola qua, un filo d'olio sopra e possiamo immediatamente passare all'assaggio. Si taglia come se fosse burro, guardate qua come fila il nostro caciocavallo fresco. Ma bella oggi!